Un'altra giornata calda sul fronte delle banche popolari del Veneto, una giornata contrassegnata dall'interruzione delle trattative tra la Popolare di Vicenza e il sindacato di categoria Wilca sul nuovo piano d'impresa, 575 esuberi e chiusura di 150 sportelli, interruzione che comunque non esclude la possibilità di giungere ad un accordo nelle prossime settimane. In serata inoltre si riuniranno a Crespano azionisti e risparmiatori sia della Popolare di Vicenza che di Veneto Banca per analisi e proposte sul futuro delle due popolari. Una presa di posizione poi arriva anche dalla regione. A Venezia i capigruppo di Lega Nord e Lista Zaia hanno depositato una proposta per istituire una commissione d'inchiesta in Consiglio che ponga la regione come interlocutrice prima tra sistema bancario e comitati di risparmiatori. Chiederemo documentazione, chiederemo anche delle audizioni con il governo, perché se ad oggi siamo arrivati a questa situazione perché il governo non ha vigilato abbastanza su questo settore importante dell'economia del nostro Veneto. Quindi nei prossimi 2 mesi, con questa commissione che sarà composta da 9 componenti, cercheremo di approfondire la tematica della crisi bancaria in Veneto e cercheremo soprattutto di mettere in luce quei fattori che l'hanno provocata, ovviamente dando un servizio ai cittadini, perché ci chiedono trasparenza e come istituzione, come ente pubblico non ci possiamo sostituire alla magistratura, ma certamente possiamo fare un grande lavoro di inchiesta e di analisi di quanto è successo. Dunque in 2 mesi di lavoro, tanto durerà l'attività della Commissione, 5 consiglieri di maggioranza e 4 di opposizione potranno acquisire dati e informazioni sui 205.000 correntisti e il numero delle loro azioni. Le audizioni saranno anche occasione per verificare le modalità con cui sono stati offerti e ceduti i pacchetti azionari e obbligazionari.